Buonasera a tutti, cominciamo con un leggero ritardo, ma probabilmente dovuto anche a cause oggettive, difficoltà di parcheggio, eccetera. Io vi ringrazio moltissimo per essere venuti a questo incontro in cui presentiamo un libro prezioso e profetico, il manifesto delle comunità di Sardegna, per un'economia felice e ricca di futuro, la cui prima edizione fu pubblicata 10 anni fa da Elio Stiga, Francesco Masala e Placido Checchi e ha rappresentato, possiamo dire, poi verrà approfondito durante il dibattito, probabilmente il capostipite, forse una delle primissime volte che veniva in un modo così lucidamente organico, strutturato e descritto con tale consapevolezza tante cose che oggi sono davanti agli occhi di tutti. Forse 10 anni fa era ancora molto difficile parlare di doposviluppo, di deindustrialismo, era difficile parlare di decrescita, era difficile parlare di una critica a una forma culturale di civiltà urbana e occidentale, perché ancora nel 99-2000 quando fu pubblicato, diciamo così, gli effetti gravi e negativi che oggi sono davvero sotto gli occhi di tutti e quello che è successo oggi, poche ore fa all'aeroporto di Cagliari, avete seguito dai telegiornali l'occupazione dell'aeroporto di alcune decine o centinaia di operai dell'Alcoa. Dal loro punto di vista, di padri di famiglia, disperati davanti alla minaccia e alla paura di poter rimanere senza lavoro, avendo fatto credere, ormai essendo entrato nella nostra mente, nella nostra cultura, che l'unico modo per poter vivere e per poter soddisfare i nostri bisogni è quello di acquistare merci attraverso denaro guadagnato attraverso a nostra volta la vendita di merci, che siano prodotti, che siano servizi, che sia la nostra forza lavoro. Questo modello è, dal punto di vista degli autori, dal mio modestissimo punto di vista pure, è assolutamente fallito e oggi mostra completamente le sue debolezze. 10 anni fa, dicevo, era un libro profetico, oggi è un libro che conferma parola per parola quello che scrissero, contando anche che Eliseo, Cicito Macola, Placido Checchi certamente non cominciarono a parlare di questi argomenti nel 99-2000, ma possiamo dire che già dagli anni 60 la voce a quel tempo davvero profetica e solitaria di Francesco Macola con Dio Petrolio e con tanti altri suoi scritti, saggi, discorsi, si levava contro, aveva compreso, ancora prima dell'appassionato discorso di Pasolini degli anni 70, sul progresso che era un regresso, aveva detto che cosa sarebbe stato della Sardegna con la sua deriva industriale. Quindi oggi è davvero profondissima emozione essere qui con una nuova edizione, rispettosa fino all'ultima virgola davvero dell'edizione originale. Soltanto gli abbiamo dato una nuova veste grafica e una nuova possibilità di essere diffusa. È veramente una profonda emozione, anche perché nel frattempo due degli autori non sono più con noi. In questi giorni proprio ricorre il terzo mese dalla scomparsa di Elio Stiga e il terzo anno dalla scomparsa di Francesco Masala, quindi sicuramente a loro, alla loro generosità, alla loro vigore intellettuale e morale, che io penso di interpretare il volere di tutti in questa sala, e sono davvero emozionato, e degli ospiti qui con me, che dobbiamo dedicarlo a loro. Vorrei entrare subito nel vivo dei lavori, ma mi preme assolutamente di voler ringraziare intanto i padroni di casa, la provincia di Cagliari,
In particolare vorrei ringraziare l'assessore Sandro Cancella per aver dato un concreto aiuto e sostegno a che questa nuova vita del libro di Eliseo di Francesco Placido potesse essere pubblicato e nuovamente diffuso. Un ringraziamento a Maurizio Ballante, presidente e fondatore di MDF, il Movimento per la Decrescita Felice, che magari ce lo racconterà lui, conobbe Eliseo e Placido nel maggio di quest'anno, quando venne per un tour in giro per presentare l'MDF, e Placido ed Eliseo presentarono i suoi libri ai libri. Ed è dalla sua sensibilità che in una notte si è letto un manifesto nella sua edizione originale ormai scomparsa, e il giorno dopo, quando siamo rivisti a Isi con Placido, con Eliseo e con me, mi disse: ma quando è stato pubblicato questo libro 10 anni fa, dobbiamo assolutamente pubblicarlo perché anticipava tutti i dibattiti che oggi sono diventati di attualità, che 10 anni fa erano veramente difficili. Poi, a fianco a me, lo conoscete tutti, Placido Cherchi, autore del libro.